Buongiorno dal TG1. In un anno le finanze pubbliche sono state completamente risanate. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Prodi alla tavola rotonda organizzata dal settimanale Economist e da Business International. Prodi ha anche parlato della vicenda Telecom, che l'Italia sia chiusa ai capitali stranieri, dice è un discorso indecente. Per i particolari sentiamo Dino Sorgonà. In un anno di governo la finanza pubblica è ritornata in ordine. Siamo passati dalla polmonite alla buona salute, sottolinea Prodi. Prevediamo un rapporto deficit-PIL del 2,3%, anche se l'Unione Europea ha fatto una valutazione inferiore a questa. Io voglio essere prudente. Il Premier torna poi sull'abolizione del cuneo fiscale, annunciato ieri. Abbiamo diminuito i costi del lavoro in modo significativo. Spero che le risorse in eccesso vengano investite in innovazione, ricerca e sviluppo. L'intera misura per Prodi vale 7 miliardi di euro. Il Premier poi non si sottrae alle domande sugli investimenti stranieri in Italia e sul caso Telecom. Siamo più aperti della maggior parte degli altri paesi europei. Guardiamo ai fatti e non alla propaganda. La vicenda Telecom avrei voluto vederla in altri paesi. Negli Stati Uniti il governo mette pesantemente la zampa. Sulla Telecom il governo non ha mosso verbo, lì sono state attribuiti anche dall'Economist intenzioni che non sono mai esistite. È arrivata la Telecom spagnola, la Telefonica, e nessuno che abbia detto ma guardate che poi il paese è aperto agli investimenti stranieri, perché la Spagna non è un investimento straniero. Per le infrastrutture, la concertazione con il territorio è la strada per realizzare le opere pubbliche in Italia. È un metodo, dice Prodi, faticoso, ma è l'unico modo per ottenere risultati. Infine, sulle polemiche per i contrasti con IDS sul Partito Democratico, secca la risposta. C'è una collaborazione con Fassino e con gli altri assolutamente quotidiana, senza problemi. Il Democratico fa passi in avanti davvero e riusciremo, secondo me, a fare una grandissima assemblea popolare.